Vari luoghi ed edifici a Trieste e nel territorio della sua provincia ricordano l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, ma in modo particolare questo, il centro raccolta profughi di Padriciano. L'esodo è stato un fenomeno lungo. È iniziato nel 1944 con l'abbandono di Zara, distrutta dai bombardamenti alleati, e si è concluso ufficialmente nel 1956. Nel complesso ha riguardato circa 300.000 persone, nella massima parte di sentimenti italiani. La spinta principale che ha mosso gli esuli a abbandonare le loro case è stata di natura politico-nazionale. Le trasformazioni introdotte dal regime comunista jugoslavo nella loro terra di origine ha infatti reso impossibile per le comunità italiane mantenere la propria identità nazionale. A tale conclusione sono prima o poi giunte tutte le componenti della popolazione italiana, comprese anche i nuclei di classe operaia italiana di orientamento comunista, che in un primo momento avevano accolto favorevolmente la prospettiva dell'annessione alla Jugoslavia socialista. A questa percezione si sono aggiunti anche altri motivi: la paura generalizzata, eredità della stagione terribile delle foibe e confermata dallo stilicidio di violenze che ha punteggiato tutto il dopoguerra. Le persecuzioni mirate contro quanti non si erano adeguati al regime, l'oppressione politica, la persecuzione religiosa e non ultimo il disagio per la critica situazione economica. Si può dunque parlare dell'esodo come di un processo di espulsione di un gruppo nazionale, avvenuto a seguito non di provvedimenti di legge, ma di pressioni ambientali. L'esodo degli italiani, che ha trascinato con sé anche aliquote di popolazione slovena e croata, costituisce una frattura storica per l'area alto-adriatica. Infatti, diversamente dai cambi di sovranità avvenuti nei decenni e nei secoli precedenti, e cioè da Venezia all'Austria e poi dall'Austria all'Italia, l'esodo ha segnato la scomparsa di un gruppo nazionale autoctono, quello italiano, spezzando una continuità che durava dall'epoca della romanizzazione. All'interno di tale grande fenomeno sono distinguibili due ondate principali. La prima avviene tra il 1945 e il 1951 e soprattutto dopo che il Trattato di pace, entrato in vigore il 15 settembre 1947, ha attribuito alla Jugoslavia Zara, Fiume e quasi tutta l'Istria. Appena conosciuta la decisione della conferenza di pace, nell'estate del 1946, i primi a partire sono gli abitanti di Pola, allora governata provvisoriamente dagli anglo-americani. L'esodo in questo caso è preventivo, legato al timore di quello che accadrà in città dopo l'instaurazione del potere jugoslavo, che i polesani hanno già sperimentato per alcune settimane nella primavera del 1945. Iniziata nell'inverno del 1946, la fuga in massa svuota la città nel giro di pochi mesi. La maggior parte degli italiani di Fiume e dell'Istria prende invece la via dell'esilio più tardi, avvalendosi della possibilità concessa dal Trattato di pace di optare per la cittadinanza italiana e di trasferirsi nella penisola. Nel caso di questa prima ondata, il grosso degli esuli non passa per Trieste, che allora è governata provvisoriamente da un'amministrazione militare anglo-americana, ma viene sventagliato in tutta Italia. Vengono così aperti più di un centinaio di centri raccolta profughi, utilizzando vecchi campi per internati e prigionieri di guerra, caserme, scuole e così via. Tra i più noti ricordiamo quello di Altamura, di Fertiglia, di Fossoli, La Spezia, Laterina, Tortona, Torino, dove i profughi vivono per alcuni anni in condizioni di estremo disagio. La seconda ondata è costituita dagli esuli provenienti dalla zona B del territorio libero di Trieste, la cui creazione è prevista dal Trattato di pace, ma che si incaglia sulle secche della guerra fredda. I centri principali della zona B sono Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Buie e Cittànova, tutti abitati quasi integralmente da italiani. Fino al 1954 la zona viene amministrata da un governo militare jugoslavo, in attesa della costituzione del territorio libero. Ma già alla fine del 1953 la popolazione si rende conto che la zona sarebbe rimasta stabilmente in mano jugoslava. Inizia così l'esodo di massa e questo diviene imponente dopo che il memorandum di Londra,
entrato in vigore il 26 ottobre 1954, stabilisce la spartizione di fatto del territorio libero di Trieste tra Italia e Jugoslavia. La zona A con Trieste ritorna così all'Italia, mentre la zona B viene assegnata alla Jugoslavia. Complessivamente in tutta l'area nord-adriatica passata alla Jugoslavia rimangono poche migliaia di italiani, che in parte sono legati ideologicamente al regime di Tito e in parte non riescono a trovare il modo di fuggirne. Gli esuli della zona B si fermano in maggioranza a Trieste e a Gorizia e trovano ospitalità in alcuni campi profughi. Oltre che a Padriciano, centri di raccolta vengono istituiti presso il Silos, quell'enorme edificio che sta a fianco della stazione ferroviaria, nella risiera di San Sabba e in molti altri locali di fortuna. Ovunque le condizioni di vita sono assai precarie. Gli spazi angusti e malsani, i servizi igienici sovraffollati, totale la mancanza di intimità familiare, mentre le masserizie che i profughi hanno potuto portare con sé vengono ammassate in alcuni magazzini del porto, dove rimarranno per decenni. Solo parte di tale patrimonio è stata salvata dalla distruzione e ha offerto materiali per la mostra allestita presso il centro raccolta profughi di Padriciano, utilizzato dal 1948 al 1976. La mostra statica del centro raccolta profughi di Padriciano è impreziosita da alcune ricostruzioni particolari. Questo è un box, cioè quegli alloggi di fortuna che furono allestiti nei campi profughi per ospitare gli esuli provenienti dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Sono oggetti semplici e umili, come semplice e umile era la gente che ha abbandonato quelle terre. Oggetti attraverso i quali dovettero ricostruire la loro esistenza. E in queste condizioni si trovarono a vivere non solo per pochi mesi, ma per interi anni, in qualche caso per qualche decennio. Questo secondo ambiente bene illustra e racconta che cosa significa un esodo, che cosa si porta via la gente con sé. Le immagini sacre, le immagini dei propri avi, e qui in mezzo su questo tavolo i quaderni dei bambini, la macchina da cucire, pochi e significativi effetti personali, cioè quel poco che una persona riesce a mettere in un baule, in una valigia, in una scatola. Questi oggetti rappresentano sì certamente un passato, ma rappresentano anche un popolo che si è disperso, una realtà culturale, antropologica che non esiste più. Il 26 settembre 2010, nel territorio del comune di Muggia, l'amministrazione provinciale di Trieste ha fatto erigere un monumento nei pressi del valico confinario di Raboiese, da cui transitò la maggior parte degli esuli provenienti dalla zona B. Un intero popolo con le sue articolazioni sociali, le sue tradizioni, i suoi affetti, costretto a fuggire non per ragioni economiche, ma a fuggire dalla violenza del totalitarismo e abbandonare le terre natie. Per rendere perenne il ricordo di quell'evento è stata scelta l'immagine delle ruote, simbolo di un popolo costretto a partire dalla sua terra, ma anche della sua capacità di costruire nuove esperienze vitali nel mondo.